tutti i momenti forti che Quartu deve vivere, che Quartu vive. Questo forse è il più forte di tutti negli ultimi anni, perché sappiamo che ci giochiamo tanto, che ci giochiamo la capacità di far sì, come ha detto Gigi e come nella sua campagna, nella nostra campagna elettorale, Quartu cresca, Quartu continui a crescere. Una città che in questi 5 anni ha fatto tanti passi avanti. Ero qui 5 anni fa insieme a Gigi quando in un'altra condizione politica, conquistammo la vittoria, e 5 anni in cui la coalizione che attorno a Gigi si è messa insieme ha governato e ha cambiato questa città. Quando Gigi mi ha chiesto di venire questa sera mi ha fortemente voluto sottolineare l'importanza del luogo anche dove facciamo questa chiusura, un luogo importante perché è uno dei luoghi del cambiamento di Quartu, uno dei luoghi nei quali la città cambia, la città cresce, la città si ammoderna e la città allo stesso tempo nell'ammodernarsi, nell'essere bella, nell'essere vivibile, parla alla sua parte di popolazione che è la parte di futuro. In fondo siamo qui accanto alla biblioteca dei ragazzi, cioè a tutti coloro che adesso non votano, speriamo che le loro famiglie votino e votino bene, Gigi, che loro non votano ma voteranno un giorno, vivranno qui. Speriamo che se se ne vanno, se ne vadano soltanto perché vogliono andarsene, non perché sono costretti ad andarsene. Speriamo che abbiano la possibilità poi di ritornare, di rifare e di portare qui le esperienze che hanno imparato da altre parti. Speriamo che questo modo di accoglierli e di farli crescere sia il senso di una città e di un'amministrazione che guarda al futuro, che al futuro guarda con attenzione, che quindi guarda non soltanto a quelli che votano, agli elettori, ma guarda a quelli che ci vivranno in questa città, solidale con loro, solidale con i bambini, con i ragazzi, solidale con quelle persone che sono venute da lontano e che vivono in questa città senza oggi ancora poter votare e che sono parte della nostra convivenza civile e sono parte di una convivenza civile in cui la nostra responsabilità è quella di renderla ancora più civile e far sì che l'accoglienza sia la caratteristica distintiva. Io penso che questo voto di domenica e di lunedì sia un voto molto importante innanzitutto per Quartu, e lo dico con grande forza. Noi dobbiamo chiedere ai cittadini di Quartu: non fate tanti ragionamenti, mettete di fronte i 2 candidati sindaci e decidete, perché alla fine il sindaco è il cuore di un'amministrazione. Mettete insieme i 2 candidati sindaci, uno che è scappato da ogni confronto, da ogni possibilità di mettere in campo la possibilità di farsi capire dagli elettori, di farsi scegliere dagli elettori, e l'altro è Gigi, che le persone conoscono, che le persone hanno visto lavorare in questi 5 anni e che hanno potuto giudicare per le cose che ha fatto, per le cose che la sua amministrazione ha fatto, per i cambiamenti che ha proposto, per quelli che intende mettere in campo e intende proporre ancora oggi. Voto importante per Quartu, siccome Quartu, l'ho imparato, no? Quartu è la città più importante della Sardegna, dopo Cagliari, è sempre stato. Ricordo che per me è un po' difficile dire questo perché mia mamma è di Sassari e quindi sappiate che lo dico però perché insomma non si può non dirlo in questo momento. Però è un voto importante per la Sardegna, perché noi dobbiamo dire con grande forza che noi ci siamo fatti del male, noi abbiamo perso le elezioni regionali con le tante divisioni all'interno del centro-sinistra. Noi forse cominciamo a imparare la lezione di che cosa vuol dire, ma soprattutto la Sardegna, i sardi cominciano a vedere che cosa vuol dire un anno e 4 mesi di governo in cui sembra che le logiche della cricca siano le logiche con le quali il governo di questa regione fa i conti quotidianamente, fa fare i conti ai suoi cittadini. Io tocco questo tema sapendo che ovviamente
Noi siamo